Estremamente significativa la scelta di Lignano per commemorare, per ricordare il 15 settembre, che se vogliamo è una data ancora più importante forse del 6 maggio, proprio per quanto riguarda la ricostruzione del Friuli terremotato. E oggi qui anche la presenza di sindacati che ebbero un ruolo importante anche per quanto riguarda la ricostruzione, fabbriche, case e chiese. Assolutamente, oggi abbiamo ricordato, tra l'altro dalla viva voce dell'onorevole Zamberletti, quanto fu importante a settembre decidere di ricondurre intanto tutte le operazioni di ricostruzione sulle attività produttive ed economiche. Non fu facile spostare le famiglie, ci furono anche delle tensioni, però devo dire che la comunità si ritrovò con determinazione nella volontà di ricostruire dov'era com'era, senza abbandonare ovviamente i posti di lavoro e le attività produttive. Lignano oggi ricorda un po' questo, lo fa il sindacato, anche perché fu una scelta condivisa da tutte le parti sociali, da chi aveva ruoli pubblici, anche dai cittadini. Fu una scelta non semplice che però, se oggi possiamo dire anche con un certo orgoglio che c'è stato e c'è un modello Friuli, è perché sono state fatte quelle scelte e sono state fatte con determinazione. A questo punto il ruolo della Regione non solo come modello di allora, ma anche come presenza oggi nelle zone terremotate, nelle zone che hanno bisogno di ricominciare. Intanto il terremoto del 76 è stata l'occasione, ahimè, per la creazione della protezione civile, che oggi è un modello per tutti e che viene ricordato anche nella riforma costituzionale come un modello da seguire in tutte le altre regioni. Questo ci rende particolarmente orgogliosi. Questo ha significato però assumerci delle responsabilità, per cui abbiamo costruito insieme al Genio Militare, insieme ai Vigili del Fuoco e insieme alla Società delle Strade del Lazio, abbiamo costruito il primo ponte di collegamento con Amatrice, che è stata la prima opera infrastrutturale che è stata consegnata dopo il sisma, e lunedì mattina io sarò con il ministro Martina e con il presidente di Coldiretti ad Accumuli e ad Amatrice per consegnare i moduli che sono stati donati dalla Danieli e che permetteranno agli allevatori e agli agricoltori, nell'attesa della ricostruzione, di essere vicini ai loro animali e alle loro aziende agricole. Quale sarà la posizione della Regione nei confronti dei sindaci della ricostruzione che hanno deciso di voler raccogliere, di volersi mettere tutti insieme per lasciare un segno tangibile nelle zone colpite da terremoto? Come abbiamo fatto per la commemorazione dei 40 anni, in cui abbiamo tentato insieme all'associazione di coordinare tutte le iniziative, e se oggi possiamo dire che la cosa ha funzionato è perché abbiamo lavorato insieme. Allo stesso modo, così come ci hanno chiesto anche la stessa associazione dei comuni della ricostruzione del terremoto, noi abbiamo messo a disposizione semplicemente il fare massa critica, cioè abbiamo detto raccogliamo tutti insieme le risorse e poi tutti insieme, e ovviamente insieme anche ai comuni terremotati dell'Italia centrale, decidiamo poi quello che serve, perché è chiaro che ci sono tante iniziative e quelle che saranno i bisogni delle popolazioni noi tenteremo di rispondere, se possibile, con la realizzazione di un'opera. Il vero successo di allora fu il decentramento, il potere ai sindaci. È una cosa che si può fare oggi con il terremoto nel centro Italia? La risposta è si può fare, si dovrebbe fare, ma non c'è clima. Oggi noi in questo paese viviamo una stagione di forte e nuovo accentramento, immaginando che un paese in cui si governa tutto da Roma possa corrispondere alle esigenze dei cittadini. Il terremoto ha dimostrato il contrario e ha dimostrato soprattutto quella grande capacità di essere comunità insieme alle istituzioni che poi ha portato i risultati che oggi tutti ci invidiano. Ecco, certamente però alcune di quelle parti ci sono ancora, perché dalla protezione civile nata qui, se non ci fosse stata protezione civile in centro Italia avremmo avuto ben altri esiti, ma lo stesso discorso dell'esodo. Oggi in centro Italia il comune di Accumuli sta spostando la sua popolazione colpita sul mare Adriatico a San Benedetto del Tronto, è quello che è successo qui a Lignano 40 anni fa. Quindi alcune cose sicuramente sì, il sistema era figlio di questa terra e del modo di essere delle istituzioni di questa terra.